Consigliere regionale Sibau, presente quest'oggi, allora finalmente possiamo parlare di integrazione, no? Ma quella vera, quella seria. Sì, sicuramente sì, perché queste persone che oggi inaugurano questo locale non sono sicuramente i profughi che oggi arrivano a frotte e che stanno mettendo in seria difficoltà tutto il sistema nostro. Queste sono persone che si integrano, lavorano e si guadagnano la vita lavorando seriamente come sta facendo il mio amico Curti. Ecco, una cosa importante, no? Anche in tempi moderni dove si sposa anche una cultura, una tradizione della nostra vicina Europa. Ma sì, allora diciamo che ormai gli albanesi sono qua in Italia dagli anni 90, dai primi anni 90, e credo si siano, ma non credo, vedo dalle testimonianze che si raccolgono giorno per giorno, si sono integrati perfettamente qui nel nostro territorio, essendo poi dei lavoratori, delle persone corrette e serie. La difficoltà a inserirsi non esiste. Cosa vuol dire oggi come oggi aprire un'attività in Italia? È difficile, però guai chi si ferma, siamo perduti. Voi non è che vi hanno dato i 35 euro al giorno per aprire? Magari, no, io spero di no, però lavorando duro si fa, si fa. Questo vuol dire integrarsi sul territorio. Integrarsi, ovviamente non è che siamo arrivati oggi, insomma siamo da 25 anni qui, però abbiamo preferito aprire un ristorante albanese, tipico albanese, col cibo albanese, che è una cucina mediterranea molto buona. E allora, essendo anche una cucina non diciamo ricchissima, è buona, anche un pochettino con le spezie, le robe, è buonissima, quindi noi cosa facciamo? Non costosa, e secondo me in questi tempi duri di oggi ce la faremo. Ecco, soprattutto lei ha sottolineato una cosa importante, ce la faremo. Ce la faremo, io con tutta volontà di Dio e del nostro lavoro e del nostro bravi operatori, io spero che andrà tutto bene. Non so cosa dire, sono troppo stanca, emozionata e tutto quanto, ma come oggi vedete voi che è una cosa fantastica, la gente è contenta, la cucina è molto buona, è tutto qui.